Si è recata in un piccolo allevamento di bovini a Custozza, una frazione del comune di Sommacampagna, per effettuare delle visite su alcuni animali. Ad un tratto, intorno alle 10 del mattino, è accaduta la tragedia. La giovane veterinaria, 25 anni, Chiara Santoli, originaria di Rovereto, è rimasta schiacciata da un bovino che stava visitando. Immediatamente la giovane è stata soccorsa dalle persone che si trovavano in zona, ha allertato il 118 sul posto, sono arrivati i sanitari del SUEM con l'elicottero. Troppo gravi le ferite riportate dalla 25enne morta praticamente all'istante, schiacciata tra la ringhiera ed il box della stalla dopo un movimento improvviso del bovino. La giovane veterinaria ha riportato un trauma cranico e toracico. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Somma Campagna e lo Spisal per ricostruire il drammatico incidente sul lavoro ed è stata avvertita l'autorità giudiziaria veronese. La veterinaria stava svolgendo il lavoro di tirocinio professionale dopo aver superato l'esame di Stato lo scorso 15 marzo. Si era laureata a Padova alla facoltà di medicina e veterinaria e da poco si era trasferita a Verona. Lavorava presso un veterinario della Valpolicella. E questo è l'ennesimo infortunio sul lavoro. Negli ultimi anni si è registrato un aumento costante degli incidenti in tutto il Veneto. Nel 2022, fra gennaio e settembre, l'azienda ULS 9 Scaligera ha ottenuto il triste primato di provincia con il numero più alto di tragedie sui luoghi di lavoro, ben 10, seguita dall'ULS 3 Serenissima con 6.